Ancora loro, ancora Santa Venerina e Ionica, l'uno contro l'altra, dopo il doppio confronto in Coppa Italia che ha visto prevalere il rosso-giallo-blu che hanno espugnato in settimana lo serio buco e conquistato il passaggio del turno. Se i messinesi propongono lo stesso 11 visto mercoledì con la sola novità di Franzina al posto di De Clos, Mister Calvaruso invece cambia più pedine nel suo 4-3-3. Tra i pali c'è Maniscalco, in difesa con Zanella, Spambinato e Gulli torna a titolare Lopez. Cabina di regia affidata di nuovo a Daniele Scapellato al posto di Basile. Fabrizio Scapellato e Pisasale sono le due mezze ali. Attacco confermatissimo con il trio Sinata, Carbonaro e De Leonardis. Padroni di casa che come in Coppa Italia prendono subito il pallino del match. De Leonardis attaccato, scarica su Fabrizio Scapellato, di prima bene a destra per Lopez. Il controllo di Lopez, riesce a tenere il pallone in campo, poi va all'indietro da Fabrizio Scapellato, il cross di prima intenzione che diventa un tiro. Pontet smanaccia in corner. Dalla bandierina Sinatra batte corto per Pisasale che va l'1 contro 1. Il cross, la palla passa, finisce sui piedi di Spambinato. Spambinato il mancino, si allunga ancora Pontet. Santa Venerina che colleziona angoli in questo avvio. Da uno di questi però Pontet fa ripartire in contropiede Pisapia che va in accelerazione, entra in aria, duello con Zanella che recupera e salva tutto. Pisasale lotta con Lanza che lo ferma senza fallo secondo il direttore di gara. Riparte Lanza, allarga a sinistra per Pisapia. Pisapia dentro per Franzino, Franzino il sinistro, fa la barba al palo. 21esimo, Daniele Scapellato batte rapidamente un piazzato nella zona di Sinatra. Sinatra scodella in aria per Lopez, lo stop di petto. Lopez il sinistro. Ancora Francesco Lopez, ci ha preso gusto a segnare, terzo gol consecutivo. Si sblocca il punteggio a Vincenzo Grasso. Maniscalco va al rinvio lungo verso Pisasale, lo stop, poi Fabrizio Scapellato subentra, salta un avversario, strappa in mezzo al campo. Scapellato cerca De Leonardis che prolunga per Lopez. Lopez atterrato in area da Sturiale, calcio di rigore per il Santa Venerina. Dal dischetto parte Carbonaro che centra la traversa, si resta sull'1-0. Alto calcio d'angolo per il rosso giallo-blu. Carbonaro batte corto per Fabrizio Scapellato. La finta, Scapellato, il cross murato da Pereira, proteste per un fallo di mano. Tiro ravvicinato ma braccio di Pereira che sembrava largo. Torna a farsi vedere in attacco la Ionica. Savoca, scambio con Bozzanga. Ancora Bozzanga sulla destra, costretta a ricominciare da Franzino. Franzino, il cross al centro, tocca Dos Santos, poi Spambinato. Miracolo di Maniscalco che si salva in corner. Dalla bandierina va Bozzanga al centro per Pisapia, alto sopra la traversa. Nella ripresa ospiti subito minacciosi, punizione di Franzino, intercettata per un attimo da Daniele Scapellato, recupera Pereira. Alimenta ancora Franzino, il traversone dentro per Ocuvidea, ancora alto. Minuto 55, Maniscalco dal fondo, corto per Daniele Scapellato. La alza e cerca Lopez a destra. Lopez la mette giù, poi ricomincia da Pisasale. Attaccato, va all'indietro da Spampinato. Spampinato verticalizza per Fabrizio Scapellato, ottimo lo stop, poi serve Lopez che può spingere a destra. Lopez prolunga per De Leonardis. De Leonardis taglia dentro. Ancora De Leonardis. L'assist al centro per Carbonaro. Spalle alla porta. Carbonaro col destro. Con deviazione. Non può sbagliare due volte. Nino Carbonaro, 10° gol in campionato. Finalizza una splendida azione di 8 passaggi. Padroni di casa forti del doppio vantaggio e che continuano a spingere. Spampinato allarga per De Leonardis. Di prima intenzione. Lungolinea verso Carbonaro. Prova a scattare in velocità con Ocuvidea. Sbaglio Ocuvidea, ne approfitta Carbonaro. Carbonaro alla conclusione. Si oppone Pontet. Nuova energia a centrocampo per Mister Calvaruso. Fuori Pisasale, dentro Basile. Giuffrida per Savoca. Savoca va in profondità a cercare il taglio di Dos Santos, anticipato da Spampinato. Poi Pisapia di testa, protesta della Ionica stavolta per un tocco di mano di Gulli. La palla tocca prima il volto del difensore, poi scivola sul braccio, lascia proseguire l'arbitro. Gli ospiti si gettano in attacco alla ricerca del gol per accorciare le distanze, ma si espongono alle ripartenze degli avversari. Bozzanga, fermato da Daniele Scapellato, riparte Fabrizio Scapellato che mette in movimento Carbonaro, di tacco, ancora per Daniele Scapellato, subito per Sinatra. Sinatra, tanto spazio, punta Giuffrida, va l'1 contro 1. Sinatra in aria, la conclusione, la traversa salva Pontet. Un altro cambio per Mister Calvaruso, debutto in campionato per Lorenzo Buonaccorso che prende il posto di De Leonardis. Ancora Sinatra protagonista nel finale. Ci prova stavolta su punizione, pizzica alla parte alta della traversa. Ultimi tentativi degli ospiti, rilancio di Savoca. Sponda di petto di Dos Santos, scambio con Pisapia, ancora Dos Santos. Fronteggiato da Gulli. Dos Santos in mezzo, si inserisce Corda il tiro, blocca Maniscalco. Dopo il 2-1 di mercoledì in Coppa Italia, il Santa Venerina sconfigge ancora la Ionica al termine di un'altra bella partita come lo sono state le due precedenti. Questa forse è stata la migliore per la squadra di Calvaruso in termini di solidità e attenzione, specialmente in fase di non possesso. La marcia del rosso giallo-blu prosegue senza soste, ma sono vittorie che non devono far rilassare, perché già domenica prossima ci sarà un'altra sfida difficile e stimolante.
Il Santa Venerina infatti farà visita al bel passo terza in classifica, una squadra di livello, ambiziosa e da non sottovalutare.